Abbiamo deciso una stretta ulteriore sui controlli da parte dei vigili, non ci saranno più scusanti, si va direttamente alle denunce penali ai sensi del 650 e in attesa che il governo stabilisca misure più restrittive è necessario che ci sia una stretta anche dei provvedimenti da parte nostra, quindi interverrò nelle prossime ore con dei provvedimenti restrittivi ulteriori. Linea dura contro i furbetti, quelli dalle scuse pronte, quelli dalle violazioni facili, dal decreto che parla di uscite motivate. Solo nella giornata di mercoledì sono stati 277 i controlli effettuati dalle 6 pattuglie della polizia locale sul territorio, 132 gli esercizi pubblici e attività commerciali, 9 le persone per cui è scattata la denuncia per violazione del decreto. Di questi 5 circolavano nel parco di via Bacchiglione e Padre Uccelli, peraltro chiuso con ordinanza del sindaco il 12 marzo scorso. Un altro è un soggetto senza fissa dimora che bivaccava davanti ad un supermercato mentre gli altri due erano in auto senza motivo. Particolare attenzione anche al mercato alimentare del giovedì in piazzetta San Lorenzo. Abbiamo deciso di fare un sopralluogo al mercato in centro per quanto riguarda i banchi alimentari, gli unici autorizzati, che servono per approvvigionare le persone più anziane che hanno difficoltà o che comunque abitano in centro, hanno difficoltà a muoversi fuori dalle mura. Finché non ci sono violazioni di regole, i mercati alimentari rimangono. Se dovessero esserci delle violazioni, interverremo in maniera drastica e decisiva anche su quello. Assembramenti che però vengono ancora segnalati dai cittadini per quanto riguarda i negozi etnici di alimentari, come mostrano queste foto che ci sono state inviate dai telespettatori, dai controlli alla sanificazione della città con prodotti specifici.